Attore. Buonasera e ben ritrovati, rieccoci in diretta un po' prima del solito perché tra pochi istanti alle 18 per l'esattezza trasmetteremo in diretta la messa di Santa Lucia dal santuario diocesano di Venezia, celebrazione che sarà officiata dal patriarca Monsignor Francesco Moraglia. In questi minuti i fedeli stanno raggiungendo il santuario dove per noi c'è Lorenzo Maier che ci racconta questi minuti in attesa poi della sacra messa, della solenne messa, ma ci anche porta all'interno di quella che è la figura di Santa Lucia e quella che sono state anche le vicissitudini legate alla sua vita, ma anche poi alle sue spoglie. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, a te e ai nostri telespettatori, benvenuti qui nel santuario di Santa Lucia. Le immagini di Simone Merlo vi stanno facendo vedere e vi faranno vedere la Santa che riposa qui proprio alle nostre spalle. Siamo in compagnia di Don Marco Zane, che ringraziamo, il direttore dell'ufficio comunicazioni sociali del Patriarcato, che ci introduce in questa celebrazione importante perché per Venezia, possiamo dire così, è un po' un piccolo anticipo di Natale. Sì, certamente Santa Lucia è intanto compatrona della città di Venezia e del Patriarcato di Venezia, quindi è uno dei tanti patroni della città, ma soprattutto questa festa per i veneziani è particolarmente cara perché nel rinnovare la devozione a questa grande testimone della fede cristiana, che ha testimoniato la fede cristiana e soprattutto il desiderio di conservare la sua verginità e la sua purezza fino al martirio, la città di Venezia vive una preparazione spirituale così al Santo Natale e tradizionalmente i più piccoli in questo giorno ricevevano anche i doni. Mia nonna Renata, quando ero piccolo, mi dava sempre qualcosina, che poteva essere dolcetto piuttosto che un piccolo dono il giorno di Santa Lucia. Quindi una festa a cui i veneziani sono molto cari e, come vediamo anche dal grande numero di candele che sono qui accese vicino all'arca che accoglie le spoglie immortali della Santa, è anche un momento nel quale i veneziani vengono ad affidare le loro intenzioni di preghiera, le loro necessità. Quasi quindi anche una sorta di festa della salute, ma in miniatura. Quindi... Perché poi qui nel sagrato di questo santuario ci sono le bancherelle che danno le candele proprio come il giorno della Madonna della Salute, una devozione che accomuna i bambini, accomuna gli adulti, gli anziani, proprio una festa della città, una celebrazione che possiamo dirvi, Francesca, inizierà qualche minuto prima del previsto. Fra pochi istanti vedremo proprio il patriarca venire qui dove ci troviamo a iniziare la celebrazione all'altare della Santa. Oggi, tra i tanti motivi di preghiera che ci sono, consentimi, Francesca, insieme a Don Marco, di rivolgere un pensiero particolare a Monsignor Valerio Comin, che è stato per tanti anni, lunghi anni, segretario particolare del patriarca Marco, che è mancato pochi giorni fa. Domani ci saranno le esequie celebrate in Basilica di San Marco alle 15:30 dal patriarca Francesco. Un pensiero per Don Valerio e Don Marco. La celebrazione di domani, la celebrazione esequiale di domani sarà un momento di famiglia per il clero e per i fedeli del Patriarcato di Venezia. Don Valerio ha accompagnato il patriarca Marco in tutti gli anni del suo ministero episcopale qui a Venezia, perché sin da subito, sin dall'arrivo del patriarca Marco, ha iniziato ad aiutarlo, ad accompagnarlo come collaboratore stretto, più che come segretario, era proprio un collaboratore stretto del patriarca e all'inizio provvisoriamente, poi questa nomina provvisoria è diventata definitiva e ha continuato ad accompagnarlo, ad aiutarlo, a collaborare con lui anche negli anni successivi, alla fine del ministero attivo, se vogliamo, nei quali però si è approfondita, si è cresciuta, se vogliamo, la paternità anche spirituale del cardinale Marco Cè.
Tornando un attimo alla figura di Santa Lucia, che proprio è presente nella città di Venezia, qui ci troviamo proprio vicino alla stazione ferroviaria, perché Santa Lucia è patrona, credo, anche dei viaggiatori, è una patrona particolare per chi ha problemi di vista, per cui veramente la figura di Santa Lucia è presente qui a Venezia, nel piazzale della stazione. Poi c'è anche la bellissima statua della Vergine Maria che ogni anno viene omaggiata il giorno della nascita di Venezia. Il 25 marzo, esattamente. La stazione di Venezia si chiama Santa Lucia perché in quel sito fino al 1861 si trovava la chiesa, la chiesa che accoglieva appunto il corpo della Santa. Inizialmente, quando dopo la quarta crociata il corpo della Santa è arrivato qui da Costantinopoli, perché Santa Lucia era custodita a Costantinopoli prima di giungere a Venezia, e quando è arrivata inizialmente era stata accolta nell'isola di San Giorgio Maggiore. Per agevolare la devozione dei veneziani si decise di costruire una chiesa nel sestiere di Cannaregio. Poi nel 1860 si decise di costruire la nuova stazione ferroviaria e per questa ragione venne demolita quella chiesa. Il corpo della Santa nel 1860 venne portato qui. La demolizione in realtà cominciò un anno dopo, nel 61. Da allora siamo nella chiesa di San Geremia profeta. Da allora questa chiesa ha il titolo dei santi Geremia e Lucia. Ecco, una festività di Santa Lucia che si è poi dipanata Don Marco in vari giorni, oltre a oggi che ovviamente è il culmine della celebrazione. Certo, le celebrazioni sono già iniziate, se vogliamo, la settimana scorsa, già nella vigilia della solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, e oggi raggiungono il loro culmine. Ecco. È una festa, se vogliamo, molto di famiglia per i veneziani, più intima rispetto alla festa della salute, che abbraccia anche tutto il territorio del Veneto, ecco. Però certamente è un appuntamento, un momento molto significativo nel quale, attraverso la testimonianza di questa ragazza giovanissima, l'età precisa, ci sono varie fonti che ipotizzano vari atti che però sono molto tardi, che ipotizzano quanti anni avesse. L'unica cosa certa è che era veramente una ragazzina promessa sposa, che aveva una grande cura, una grande passione per i poveri, per gli ultimi, per i bisognosi, e che aveva dedicato, consacrato, donato tutta la sua vita a Cristo. Voleva donare tutta la sua verginità a Cristo. Sappiamo che volevano costringerla al matrimonio e che il prefetto della città di Siracusa poi giunse a condannarla appunto al martirio. Uno degli attributi iconografici tipici di Lucia, nei dipinti, nelle varie raffigurazioni, è il piatto, il vassoio che porta i suoi occhi, d'accordo? Gli occhi che subirono questa tortura atroce e che precedette appunto la sua morte. Inizia ora la celebrazione presieduta dal Patriarca, che verrà qui all'altare di Santa Lucia per un atto di affidamento e per introdursi alla celebrazione eucaristica. Salutiamo Don Marco, lo lasciamo andare a concelebrare. Noi, Francesca, teniamo ancora per un attimo la linea, perché vedremo il Patriarca che arriverà qui proprio dove ci troviamo a fare questo atto di affidamento iniziale. Ecco, significativo che oggi il Patriarca, con un cambio di programma, anche possiamo dirlo, ha voluto iniziare dall'altare della Santa anziché concludere qui la celebrazione. Ecco, noi ricordiamo, oggi è stata Lorenzo, poi anche una giornata di pioggia, il tempo non è stato favorevole, ma veramente c'è una buona partecipazione di fedeli. Ricordiamo, Lorenzo, se hai qualche domanda, Francesca. Sì, intanto do una comunicazione di servizio ai nostri telespettatori che adesso seguiranno appunto la messa dedicata a Santa Lucia, e poi a seguire ci sarà l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, e a seguire ci saranno le edizioni di Veneto e Venezia. Lorenzo, tu hai parlato di una giornata di pioggia, ma comunque di una partecipazione, perché come ci diceva Don Marco c'è questo affetto che lega la città di Venezia a Santa Lucia, in questa intimità che lega appunto i cittadini di Venezia a questa santa così importante, ricca di significato, che Don Marco, che ci avete raccontato in questi minuti.
il legame è molto veramente importante. Adesso Francesca, ho sentito purtroppo la tua voce a tratti perché c'è l'organo, sta arrivando la processione, noi terremo la linea fino a che poi non inizierà l'Eucaristia. C'era una processione solenne con vediamo appunto l'incenso, tutto quello che fa parte di una celebrazione, con le immagini di Simone Merlo che vi sta facendo vedere. C'è ovviamente tra i concelebranti Don Gianmatteo Caputo, che è il rettore di questo santuario, Don Ettore Fornenza, lo vedete qui dalle immagini di Simone, e un affidamento del patriarca con il suo segretario Don Maurice Pasiano, patriarca che poi nell'omelia rivolgerà il suo pensiero alla città, cosa che aveva fatto anche durante il Covid, proprio volendo partire da uno di questi santuari. Ci sono vari sacerdoti concelebranti perché è un po' la festa anche di tutto il vicariato che ruota attorno a questo santuario, e da qui inizierà poi la celebrazione. Ecco, adesso credo che il patriarca prenderà la parola. Ascoltiamo. Del Signore per progredire nel cammino che conduce dove sei tu, Santa Lucia, in compagnia degli angeli, dei martiri e dei santi. Conservaci degli occhi pieni di carità, perché sappiamo riconoscere l'amore di Dio e, vivendo la sua parola, riusciamo a condividere ciò che abbiamo e ciò che siamo con tutti. Donaci, Lucia, la pazienza e la forza nelle difficoltà e nelle prove, perché possiamo credere nella luce anche quando siamo avvolti dal buio. O Santa Lucia, mantieni viva la luce della nostra fede. Amen. Ecco Francesca, non so se mi sentite, il patriarca sta adesso raggiungendo con tutti i concelebranti l'altare principale, da cui
inizierà poi la messa e al termine poi, se ci sarà un po' di tempo, vi parleremo un attimo anche delle iniziative. C'è una bellissima mostra dedicata a Santa Lucia qui in questo santuario e ora il coro ci introduce alla celebrazione eucaristica presieduta dal patriarca Francesco. Francesca, se non hai domande dallo studio, vediamo la messa e ci sentiamo più tardi. Grazie a Lorenzo Maier, grazie a Simone Merlo, e noi vi lasciamo con la messa, la Santa Messa di Santa Lucia officiata dal patriarca Francesco Moraglia. A seguire l'edizione televisiva dei nostri telegiornali e poi il Veneto e Venezia. Buona celebrazione a tutti. Celebrazione che ci aveva raccontato Lorenzo all'inizio, essere molto sentita dai veneziani per questo rapporto stretto che lega appunto la città di Venezia con la figura di Santa Lucia, le cui spoglie sono appunto custodite nella chiesa dove si è appena conclusa la messa. Lorenzo, mi senti? Dovremmo collegarci. Mi senti, Lorenzo? Io ti sento. Allora ripercorriamo insieme, Lorenzo, quelli che sono stati i passaggi più significativi della messa e delle parole del patriarca Francesco Moraglia. Sì, buonasera Francesca. Il patriarca, come hai detto, ha da poco concluso la celebrazione di Santa Lucia e l'avete sentito tutti seguendo in diretta, è apparso chiarissimo così questa figura di Santa Lucia come vergine e martire a cui ha affidato la città di Venezia, ma come ha detto anche nel suo intervento iniziale il rettore di questo santuario, Don Gianmatteo Caputo, è parso chiaro anche la figura di Santa Lucia vista con i purtroppo tragici episodi di cronaca di cui ci stiamo occupando da un mese a questa parte, in particolare al richiamo triste alla tragedia che ha colpito Giulia Cecchettin, ma anche a tutte le persone che hanno subito violenza. Una celebrazione molto intensa che è stata quella del patriarca, che ha voluto poi ricordare anche la grande attualità della figura di questa santa a cui Venezia è particolarmente legata, e anche al termine di questa celebrazione abbiamo visto come i fedeli abbiano voluto sostare proprio davanti all'altare dove riposano le spoglie di Santa Lucia, un omaggio incessante della popolazione che proseguirà ovviamente almeno fino a domenica, perché poi questo santuario oggi vive la sua giornata culminante dell'anno, ma poi è aperto anche ovviamente nei prossimi giorni, in particolare nei giorni di Natale. Lorenzo, ci avevi anticipato prima l'esposizione, la mostra che è appunto allestita in occasione della festività di Santa Lucia. Di che cosa si tratta? È una mostra che richiama proprio quella che è la vita di Santa Lucia, un percorso un po' sulla sorta di quello che era stato allestito in seminario anche per Papa Pio X, che vuole un po' ripercorrere la figura di questa santa sia attraverso una rievocazione storica, sia poi attraverso i dipinti che la raffigurano in molti modi, un itinerario che poi si vorrà anche nei prossimi mesi tenere qui sempre allestito, richiamando un po' anche
alle scuole la possibilità di poter venire anche da parte dei ragazzi, dei giovani e dei bambini, perché come si richiamava all'inizio anche con Don Marco, Santa Lucia è una figura che per Venezia e per il Veneto è una figura che richiama un po' così all'attesa del Natale, per cui si vuole un po' far conoscere questa santa, così come la figura di San Nicola, di Santa Claus, che porta i doni. Anche Santa Lucia portava i doni ai bambini di Venezia e del Veneto, viene raffigurata con l'asinello che porta i doni, e per questo c'era così la consuetudine proprio nella sera di Santa Lucia anche di preparare da parte delle famiglie un po' le vivande, un punto di ristoro per accogliere, ecco, la santa nel miglior modo possibile, ecco. Ecco, mentre parli Lorenzo, vediamo appunto questo pellegrinaggio da parte dei fedeli verso le spoglie di Santa Lucia, e questo silenzioso passaggio. Qualcuno sfiora la teca e poi si allontana per permettere agli altri fedeli di passare accanto appunto alle spoglie della Santa. Avete ricordato tu e sì, appunto in presenza... perché Francesca Prego Lorenzo. Si veniva qui e si viene qui tuttora anche per chiedere delle grazie alla Santa, per cui abbiamo potuto così conversare anche con delle persone che sono arrivate qui appositamente, non solo da Venezia ma anche dal Veneto e da varie località, perché sono devoti a questa Santa, sono abituati ogni 13 dicembre a tornare qui per chiedere una grazia, una guarigione, o per ringraziare anche la Santa delle guarigioni o dei doni che hanno ricevuto in quest'anno, ecco. Proprio ad indicare questo rapporto particolare che lega i cittadini a Santa Lucia. E poi c'è appunto questa immagine un po' meno sacra però altrettanto significativa della Santa che consegna i doni appunto in occasione del Natale, e che quindi allarga la devozione non solo a Venezia ma al di fuori di Venezia, in tutto il Veneto, per Santa Lucia. Certamente Venezia è certamente una città che è profondamente legata, ma lo è anche tutta la nostra regione, perché Santa Lucia, che poi dice anche un antico proverbio veneziano e veneto, che è la notte più lunga che ci sia, proprio perché poi da domani le giornate piano piano cominciano ad allungarsi e proprio si passa dal buio alla luce di Santa Lucia, ovviamente piano piano, e poi questa festa di Santa Lucia che chiaramente è un po' il preludio anche del Natale, ed è un legame forte non solo con la città di Venezia ma con tutta la nostra regione, e ricordiamo anche in questa occasione le località e i posti di campagna dove c'era una venerazione ancora maggiore per la Santa, proprio nella semplicità di questa giornata, che anche oggi pur con la pioggia, pur essendo una giornata lavorativa, quindi una giornata feriale, ha visto comunque tantissime persone arrivare qui. Ecco Lorenzo, i turisti che arrivano a Venezia conoscono la figura di Santa Lucia? C'è questa attenzione anche da parte del turista estero che arriva a Venezia? La basilica dove è custodita, dove sono custodite le spoglie, è sufficientemente conosciuta, o rimane qualcosa di custodito tra le tradizioni veneziane? Allora, è conosciuta in parte, però c'è anche una gran parte di turisti che non conosce, proprio perché le spoglie di Santa Lucia prima non erano anche custodite qui, erano custodite in altre chiese sempre del sestiere di Canareggio, per cui c'è una conoscenza della Santa sicuramente che è diffusa, ma non è conosciuta da tutti, da chi arriva da fuori. Proprio per questo in un luogo, in un punto nevralgico della città, appunto vicino alla stazione ferroviaria, c'è questa idea così di preparare un percorso da poter anche
divulgare anche mettendolo in collegamento per esempio con le due basiliche principali della città, che sono indubbiamente la Basilica della Madonna della Salute, dove si trova anche il seminario, e la cattedrale ovviamente di San Marco. Creare un circuito che mandi i pellegrini agli indirizzi anche qui a compiere una visita per fare questo itinerario e scoprire un po' di più di questa santa che è conosciuta, ma che a livello nazionale ed internazionale dovrebbe esserlo maggiormente, ecco. Anche perché poi Venezia è una, possiamo dire anche così, è una città molto ricca di santi e molto con persone molto importanti, per cui ovviamente anche si va un po' a perdere. Stavo cercando di, eccolo qui, abbiamo qui Francesca, il rettore del santuario di Santa Lucia, Monsignor Gianmatteo Caputo. Grazie per essere con noi, Gianmatteo. Allora, ci sono tante iniziative, c'è anche questa mostra. Sì, Lorenzo, grazie. E c'è anche questa mostra che si sofferma soprattutto sul significato e il valore del corpo, perché noi conserviamo il corpo di Santa Lucia, ma in realtà questa presenza è un richiamo al valore della vita di ogni persona, il corpo che è chiamato alla santità, alla resurrezione. Per cui attraverso delle statue che si incentrano sul tema proprio del corpo, della fisicità, che non è fatta solo di muscoli o di prestanza o di bellezza, ma che è tempio dello spirito, come ci ricorda San Paolo. Ecco, per lei com'è stata questa festa, lei che ne ha vissute diverse quest'anno? Allora, è stata una festa nella quale le condizioni atmosferiche hanno diluito le presenze anche nei giorni precedenti, perché la pioggia era già stata annunciata, per cui c'è stata una presenza sostenuta di tante persone, ma che non hanno creato molta ressa, che non hanno creato problemi o disagi. È stata una festa molto partecipata, a me ha colpito molto il senso del silenzio e della partecipazione dei fedeli, forse data anche dalla nuova soluzione che abbiamo dato all'accesso e alla fruibilità sia della vicinanza al corpo di Lucia che alle altre presenze, compresa la mostra e il presepe, che sono qui in chiesa, per poter rendere più partecipi tutti quanti i fedeli che vengono. Ecco, per chi arriverà da fuori si potrà vedere anche nei prossimi giorni? Sicuramente sì, resteremo aperti anche nei prossimi giorni, e fino a tutto il tempo di Natale, cioè fino a dopo l'Epifania, avremo la possibilità di far visitare sia la mostra che il presepe. C'è anche poi un legame forte col presepio? Ovviamente sì, perché anche quello è nel tema del corpo, in quanto appunto è la testimonianza dell'incarnazione di Cristo, cioè del corpo di Dio che si fa uomo nel corpo di Gesù, che diventa il luogo dell'incontro con Dio per tutta l'umanità. Grazie Lorenzo. Matteo, un secondo solo, una domanda che mi aveva fatto Francesca prima. Santa Lucia è conosciuta all'estero o al di fuori della città di Venezia? Sicuramente sì, i pellegrini che aggiungono qui in santuario sono di ogni parte del mondo, c'è una fortissima presenza dal Sud America, c'è una grande presenza dalle Filippine e dai paesi orientali, dove ho scoperto nelle Filippine esserci molte cliniche oftalmiche che sono intitolate a Santa Lucia. Ci sono molti del nord Europa perché festeggiano Lucia come un richiamo al senso della luce e della festa. E poi Lucia quest'anno ha un valore particolare, è testimone di quel segno di una vittima di un femminicidio, perché lei stessa è stata la testimone di una fede vissuta fino in fondo, che ha sperimentato un amore violento. Grazie Lorenzo. Quello del suo pretendente, che pur di averla è arrivato a condannarla alla morte, proprio denunciandola come cristiana in un tempo in cui non eravamo in un clima cristiano. Noi dobbiamo grazie chiudere, a voi Francesca, grazie, grazie a Don Gianmatteo Caputo. Grazie davvero a Lorenzo voi. Maier, e noi siamo in chiusura, adesso c'è la pubblicità, poi il telegiornale di Treviso, a seguire l'edizione di Veneto e Venezia. Grazie e buon proseguimento di serata.